326 persone hanno rivisto la luce della vita grazie ad un trapianto d'organo effettuato a Padova lo scorso anno, numeri che ne fanno il secondo centro italiano per numero di trapianti, tanto da contribuire a una percentuale altissima tra l'8 e il 9,7% di tutti i trapianti italiani, percentuale che si fa impressionante in Veneto, dove Padova effettua il 62,35% dei trapianti totali. Classifiche in cui contano anche le virgole, perché significano vita, speranza e salvezza per chi viene trapiantato e per ognuno di loro coraggio, sacrificio e determinazione delle equipe di medici, infermieri e strutture ospedaliere in genere, ma anche organizzazione, competenze e solidarietà, perché nessun trapianto è possibile senza un donatore. Ma anche il fatto che l'ospedale di Padova è sempre disponibile a fare trapianti in qualsiasi momento e probabilmente la professionalità di questo ospedale ci permette di affrontare anche casi che normalmente non vengono affrontati magari in centri minori. Sicuramente le donazioni qui in Veneto stanno andando molto bene, l'anno scorso risultato migliore di sempre, abbiamo ancora una percentuale di poco superiore al 20% che si oppone alla donazione. Un tavolo che pesa quello che si è presentato alla stampa. Vederli tutti insieme fuori dalle sale operatorie non è facile, perché chi opera in queste discipline dedica l'intera vita a questa missione molto impegnativa anche sul piano fisico. Una macchina che non si ferma mai a Padova, dicono all'unisono. Le dotazioni tecnologiche che oggi consentono di rigenerare fegato in primis, ma anche altri organi, sono l'altro tassello che fa la differenza. Un esempio per capire: l'ultimo fegato trapiantato proveniva da un donatore di 94 anni. È un signore che può donare a 100 anni senza problemi. Abbiamo trapiantato questo organo, questo fegato di 94 anni, dopo averlo messo in una macchina da perfusione molto particolare, molto complessa. Lo abbiamo in qualche modo rigenerato, ricondizionato, come diciamo noi, e lo abbiamo impiantato con eccellenti risultati. Quindi non sono più limiti. Record di trapianti di polmone, l'organo più difficile. Abbiamo raggiunto 41 trapianti. Posso dire chiaramente che siamo a un numero mai fatto in Italia così per il trapianto di polmone, perché il trapianto di polmone è complesso non tanto come trapianto in sé, ma per il reperimento dell'organo, perché è difficile reperire polmoni. Capitolo glorioso anche il trapianto pediatrico, che a Padova vede un'eccellenza assoluta nel trapianto di rene, che viene fatto su bambini fin da 8 kg di peso. Intanto il primo problema è che la famiglia accetti la malattia, che non è una cosa così. Il secondo problema importante è farli crescere, perché spesso queste malattie hanno la difficoltà a far crescere questi bambini, e ovviamente il trapianto è la soluzione migliore quando si può fare, non appena si può fare. Noi qui a Padova siamo uno dei centri più importanti d'Italia, continuiamo ad esserlo. È chiaro che portiamo in Veneto tante persone che arrivano proprio da altre regioni o dall'estero, perché in queste regioni o all'estero non ci sono questi centri così performanti come a Padova. Con tutto questo, la lista di persone in attesa di trapianto rimane ancora molto lunga. I pazienti che aspettano un organo sono molti, sono più di 1200 nel Veneto. Di solito abbiamo non mai di 30-40 bambini per ogni anno che aspetta un organo, e è una distanza che abbiamo il dovere deontologico di colmare, da qua l'importanza di lavorare sul tema della non opposizione alla donazione.